L'Università degli Studi di Palermo riparte con le immatricolazioni nei nuovi corsi di studio nella sede decentrata di Agrigento. Domani, mercoledì 30 ottobre, la grande accoglienza delle matricole all'interno dell'auditorium del Polo Didattico in via Quartararo, che vedrà la presenza del rettore Fabrizio Micari, di Giovanni Di Maida, presidente del Consorzio Universitario Empedocle, il sindaco di Agrigento Calogero Firetto, il prefetto Dario Caputo ed altre autorità. Domani è un'occasione che noi abbiamo voluto fortemente proprio per attenzionare questa ripartenza del polo universitario territoriale dell'Università di Palermo con questi nuovi corsi di studio che hanno già da subito dimostrato un forte appeal per quanto riguarda le immatricolazioni, essendo corsi di studio che offrono variegate possibilità di entrata nel mondo del lavoro e in particolar modo scienze dell'educazione, economia e amministrazione aziendale, insieme al servizio sociale che da tempo praticamente è presente qui ad Agrigento e che ricordiamo nei 2 anni dal conseguimento della laurea vengono occupati tra il 65 e il 70% dei giovani che si laureano. Confidiamo pure in architettura e ambiente costruito, che è un titolo di studio molto importante e aderente alla realtà sociale ed economica del nostro territorio, creando quella figura di architetto junior che secondo me si sposa bene con le necessità del territorio e per il sistema di economia impiantato sull'attività edile di ristrutturazione e in quanto tale. Quanti sono gli studenti iscritti quest'anno? Abbiamo raggiunto le 200 unità, ma ancora praticamente le iscrizioni sono aperte per i vari scorrimenti di graduatoria, eccetera. Quindi confidiamo in un incremento anche di questo numero che è già significativo e molto importante. Un traguardo economico e culturale importante per la nostra città e per l'intera provincia, nella speranza che possa perdurare, chiudendo definitivamente la pagina della chiusura ed auspicare solo in una crescita che consentirà ai giovani di poter ottemperare il proprio diritto allo studio. Le lezioni sono iniziate da un mese, come vi trovate? Ci troviamo molto bene anche perché i docenti ci seguono molto, siamo appunto seguiti e le ore delle lezioni sono disposte bene, anche per quanto riguarda quando abbiamo bisogno di un aiuto possiamo rivolgerci o ai docenti stessi oppure anche alla segreteria che comunque sono molto presenti.